canto numero 307. Noi crediamo in te, o Signore, noi speriamo in te, o Signore, noi amiamo te, o Signore, tu ci ascolti, o Signore, noi cerchiamo te, o Signore, noi preghiamo te, o Signore, noi cantiamo, Signore, dulci, o Signore, sei con noi, Signore, sei con noi, nella gioia tu sei con noi, nel dolore tu sei con noi, tu per sempre sei con noi. Sei con noi, Signore, sei con noi, nella luce tu sei con noi, nella notte tu sei con noi, tu per sempre sei con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie al Signore per essere sempre noi con Lui. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio di bontà, misericordia, perdona ogni peccato, ci conduce alla vita eterna. Ci raccogliamo. Padre di infinita tenerezza, tu dai ai tuoi figli il dono di imitarti. Donaci di correre senza grossi ostacoli verso i beni da te promesso. Per Cristo nostro Signore. Di solo verità in Cristo non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei essere io stesso anatema da saggio secondo la carne. Sono azione attiva, alleanze, la annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Alleluia, alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: è lecito o no guarire di sabato? Ma essi tacquero ed guarì e lo congedò. Poi disse loro: chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato? E non potevano rispondere nulla a queste parole. Parola del Signore. Di sabato, dice il Vangelo, cioè di festa, Gesù si reca a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. E ogni volta che Gesù è invitato a pranzo, coloro che accogliono
benedetto sei tu, Signore. Siamo il nostro lavoro perché diventi tipo di accogli Padre che ti trasmette per il mondo. Signore, altri nostri, Signore nostro, giusta di Cristo, e adesso sei salvato per questo. Santo, santo il Signore, l'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Nella dei cieli, benedetto lui che è il Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo del nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Con la cena, lo calice, diede i suoi discepoli: prendete e bevete. Questo è il sangue per un'alleanza per tutti, in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo in al Cristo, ci renda un suo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, regna nell'amore, il nostro disco, il nostro il diavolo, il consacrato. Ricorda
della tua misericordia, ricordati di tutti le fonti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi che furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ispirati dal Signore diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga a noi, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandoni mai alla tentazione, ma liberi dal male. Liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni, per tua bontà vivremo sempre, liberi dalle tristezze, sicuri da ogni paura. E la speranza di Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati ma la fede, e doni unità e pace, perché ami i secoli dei secoli. Amen. Ora è sempre con voi. e con il tuo Spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua cena, Ma di soltanto una parola e io sarò sanato. Canto 460. Tu fonte viva, chi ha sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, e tu lo Signore, tu pane vivo, chi ha fame venga, se tu lo accogli, entrerà nel regno. Sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore.
Il tuo dono, Padre buono, ci riempie e ci tocca il cuore, così che non prevalgono le nostre durezze, ma la tua tenerezza. Ti ringraziamo. Per Cristo nostro Signore. Signore, sempre Dio onnipotente e misericordioso. 82. Toda Holy